In onda l'altra metà della radio, parità di rassegna, conduce Laura Ravetto. E la linea va subito ad Antonino Danna e Laura Ravetto. Grazie condottiero mio condottiero, amiche e amici miei ma non dell'avventura, di nuovo buon pomeriggio qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio, io sono Antonino Danna e con me c'è, la vedete in questa bellissima foto sorridente, c'è Laura Ravetto, la padrona di casa. Buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, ben trovata Laura. È una settimana che, ahimè, dobbiamo aprire ancora una volta con un femminicidio in quel del Trentino, la povera Ester Palmieri uccisa dal suo uomo che poi si è ucciso a sua volta, e in particolare però stavolta gli studenti si sono fatti sentire. In particolare, oltre a questo, sono state, scrive il Dolomiti, in centinaia in piazza alla manifestazione Uomini contro la violenza di genere. Siamo chiamati a cambiare la situazione. Questa manifestazione organizzata in piazza Pasi a Trento ha assunto ancora più rilevanza dopo appunto la morte di Ester Palmieri, morte che ha scosso il Trentino. Insomma, finalmente gli uomini cominciano a prendere posizione, come tu auspicavi da tempo. Sì, secondo me gli uomini hanno sempre preso posizione, perché le generalizzazioni non sono mai piacevoli, ci sono molti uomini che hanno sempre preso posizione. Diciamo che adesso si sente anche la necessità, secondo me corretta, di esternarla proprio in pubblico, di continuare insomma, addirittura riempire le piazze su questo tema, perché effettivamente è un tema che dobbiamo risolvere e che non può comportare, come sta comportando questo inizio d'anno, già dall'inizio dell'anno 4 donne uccise. Questa cosa è inaccettabile. La cosa che mi ha colpito della manifestazione è la richiesta proprio da parte degli studenti di che cosa? Di avere l'educazione al rispetto delle donne a scuola. Poi ripeto, la sinistra strumentalizza tirandola verso l'educazione sessuale, ma in realtà se ci fermiamo a ragionare su un punto che è comune, che non è divisivo, che è appunto l'educazione al rispetto delle donne, l'educazione diciamo sentimentale, non sessuale, ecco, sicuramente possiamo portare a casa un risultato e ce lo stanno chiedendo gli studenti. Quindi come sempre ribadisco, lieta che la proposta di legge della Lega a mia prima firma ormai abbia un iter in commissione chiaro e che quindi arriverà a destinazione. Poi non sarà risolutiva, sarà uno degli elementi con il rafforzamento del codice rosso sempre voluto dalla Lega, con il provvedimento voluto dal ministro delle pari opportunità Roccella che ha aumentato le sanzioni, che ha anche creato delle nuove norme preventive. Sarà non risolutiva ma sarà sicuramente importante, perché qua il tema è indubbiamente culturale. L'ennesima giovane donna che decide di fare un progetto di vita autonomo rispetto al compagno, rispetto al marito, perché compagno non riesco neanche a dirlo, e che quest'uomo che non accetta questa autonomia. Quindi il tema è totalmente culturale, anche perché ci troviamo di fronte a uomini che non hanno dei precedenti, che non hanno dimostrato di avere altre attività criminali, e quindi è chiaro che c'è un tema culturale nel paese. Certamente. Il tema culturale si pone, e però nel porgersi questo tema, se mi posso permettere, è un tema che ha bisogno di porgersi su cose concrete come quelle di cui noi stiamo discutendo ora, e non l'incredibile lezioncina che Paola Cortellesi, forte del suo film, che per carità nessuno mette in discussione, ha voluto fare all'Università La Sapienza spiegando che Biancaneve è una favola sessista. Io davvero mi chiedo, ma perché alla nostra età, adulti e vaccinati, dobbiamo discutere di questo? No, soprattutto io ho massimo rispetto per la Cortellesi, le faccio i complimenti per il meraviglioso film che è il grande successo che ha portato nelle sale cinematografiche, però io da liberale non sono mai stata convinta che sia la censura la via.
Cioè, tu puoi anche pensare che magari Biancaneve non sia il tuo ideale di donna, il tuo, perché invece magari altre donne possono vederla come un esempio, no? Io ti faccio un mio esempio personale. Io da piccola, tra Candy Candy e Lady Oscar, preferivo Lady Oscar, tiravo di scherma e la vedevo effettivamente come un concetto di emancipazione. Però questo non mi ha mai confusa sulla mia femminilità, sulla mia volontà di diventare madre. Credo che valga il contrario, cioè chi amava invece Candy Candy, moltissime mie amiche poi sono diventate avvocati d'affari, magistrati, imprenditrici, cioè non è che aver amato la Croce Rossina innamorata perdutamente di un unico uomo abbia loro impedito di realizzarsi nella vita. Cioè, io credo che si debbano lasciare ai ragazzi, alle ragazze, i giochi, le favole, e poi sarà chiaramente compito della famiglia in primis, della scuola in poi, far capire che non c'è nessun tipo di stereotipo, né da una parte né dall'altra, cioè non c'è lo stereotipo della donna che certamente debba fare la casalinga, ma non c'è neanche lo stereotipo della donna che certamente debba fare l'imprenditrice e non la casalinga. Cioè c'è lo stereotipo non c'è lo stereotipo, c'è la libertà. Cioè noi dobbiamo garantire alle bambine del domani la libertà di essere che cosa vogliono. Io dico sempre, se mia figlia Clarissa mi dirà che vuol fare l'insegnante di yoga, nonostante tutte le mie aspettative che magari faccia il cardiochirurgo, io sarò felicissima che faccia l'insegnante di yoga e ritengo la mia insegnante di yoga un mito personalmente. Cioè, ognuno vorrà essere quello che sarà. La censura, il politically correct a tutti i costi è pericoloso, e ti dico anche un'altra cosa, un po' generalizzato. Cioè, vedi, no, questa cultura woke, no, cosiddetta, nasce da un'esigenza, l'esigenza della multiculturalità, no? Di affrontare il tema delle barriere dettate dal colore della pelle, dalle etnie, e su questo siamo tutti d'accordo. Però poi dentro questo ci si mette di tutto. Allora le tendenze sessuali, le donne, cioè tutti quelli che vengono poi ritenuti, e secondo me anche sbagliando, quelli che sono delle fragilità. Io non mi sento fragile come donna, non voglio essere inserita in un novero delle fragilità per cui c'è qualcuno da fuori che mi dice che bisogna costringere le storie a non dipingermi in un modo piuttosto che in un altro. Io voglio che mi siano dati gli elementi concreti nella società per non essere fragile. Cioè, onestamente, se anche domani avessimo tutte delle Biancaneve super emancipate, anzi addirittura così autoritarie da far mettere a posto la casa dei 7 nani a tutti i 7 nani in fila, ma poi non avessimo il congedo parentale paritario o non avessimo i fondi per sostenere la maternità, in modo che una donna possa scegliere anche di lavorare e di essere madre, credi che avremmo risolto il tema della parità? Io non Credo credo. proprio no. Cioè, mi sembrano più operazioni estetiche che non servono a togliere quelle che sono le barriere concrete. Non posso che essere d'accordo con quello che dici, anche perché, voglio dire, se ai bambini togliamo anche la possibilità di sognare davanti a una fiaba, peraltro qualcuno ha osservato che in realtà Biancaneve viene salvata da un maschio, quindi non vedo dove sia la mancanza di rispetto. No, sai, le diciamo così, le iperfemministe di sinistra ti direbbero, ma questa cosa del salvataggio da parte del maschio, come se la donna avesse bisogno di essere salvata. Ma guarda, sai cosa ti dico? Che io le ho lette tutte le favole, non mi sembra nella vita di essere ricorsa ai salvataggi maschili, e se anche mi fosse dovuto succedere, se fosse stata una mia scelta, non vedo perché condannarla. Appunto, non capisco Così come nemmeno non io il condannare senso un uomo di... che magari necessita di un salvataggio femminile, cosa che peraltro vediamo molte volte, ecco, perché poi no, salvataggio non è solo quello del drago, ecco, diciamo, mettiamola così. No, io devo dire la verità, nelle mie vicende umane c'è sempre stata una donna che è intervenuta a salvarmi, Ecco, quindi devo essere ecco. onesto. Ecco, e poi voglio dirti, questo poi, guarda, la cosa un po' anche preoccupante, no? È sempre guardare l'esempio dove questa estremizzazione del pensiero è già stata applicata. Un esempio sono gli Stati Uniti, no?
Sì. hanno in alcuni ambiti molto forzato su queste tematiche. Il risultato è stato che nell'ambito iniziano già a reagire alcuni registi, alcuni attori, iniziano a dire che nell'ambito specialmente hollywoodiano, dove questo diciamo politically correct è stato straspinto, addirittura dicono che non si riesca più a lavorare in serenità, che non si riesca neanche più a descrivere una storia senza incorrere nella censura, cioè si rischia di creare delle nuove forme di dittatura del pensiero. Ripeto, io voglio vedere tutto, sapere tutto e poi sceglierò io, cioè la chiave è sempre la competizione virtuosa tra le idee, non quella di dire ti censuro un'idea perché la ritengo diversa dalla mia. E questa cosa negli Stati Uniti si è vista anche nell'ambito scolastico, cioè io ho moltissime amiche che lavorano negli Stati Uniti che mi dicono guarda Laura, io credo magari che le istituzioni debbano essere tutte super partes e quindi non necessariamente ho pensato di mandare i miei figli alle scuole cattoliche, per li ho mandati alle scuole cattoliche degli Stati Uniti perché nelle altre scuole sin da piccoli si iniziava con questa teoria gender, con questa teoria fluida, cioè ecco c'è il rischio che diciamo così la parte più istituzionale, liberale della società venga così dominata da questa ideologia e che quindi la renda poi meno competitiva rispetto ad altre situazioni, quanto per esempio io da cattolica, se le scuole cattoliche hanno più alunni magari posso anche esserne contenta, però mi spiace che eventualmente la scuola pubblica possa essere abbandonata per questo. Ecco, negli Stati Uniti questo sta succedendo. Certo, ma, d'altronde a un certo punto quando diciamo così, quando la realtà prende il sopravvento è chiaro che poi la gente reagisce e reagisce prendendo determinate decisioni, mi sembra chiaro questo. E soprattutto abbandona tutte queste, come potremmo dire, teorie, tutti questi tentativi di indottrinamento che evidentemente non sente incoscienza. Attenzione, non è qui questione di convincimenti religiosi o cose. Ci sono No, delle situazioni, ci sono delle offerte, ci sono delle dottrine che a pelle, vengono rifiutate dalla coscienza e conseguentemente la gente poi si adegua, dice: "Va bene, la sì, e scuola poi al pubblica netto mi del offre questo, merito, vado da tutt'altra parte." ma poi al netto del merito, molte famiglie giustamente dicono, io magari la penso diversamente, o magari la penso nello stesso modo, però voglio essere io a decidere per i miei figli, soprattutto quando sono piccoli. Non può Certo. decidere la società per me, decide la famiglia. Io su questo mi sento molto d'accordo. Mia figlia Clarissa, 5 anni e mezzo, i fondamentali, tra virgolette, glieli do io. Poi lei Esatto, magari li rinnegherà tutti, non lo so, ma glieli do io, perché io sono la famiglia. esatto, è compito tuo, non puoi spogliartene, perché sarebbe un atto di vigliaccheria nei confronti di tua figlia. Sì, ma poi sarebbe anche ingiusto che la società, che è mossa da tante cose, diciamo, spirituali, emotive, positive, ma anche da tanti interessi, diciamo, meno nobili, si occupi dell'educazione dei nostri figli. Perché te la dico molto francamente, dietro molte teorie non c'è solo e soltanto lo spirito così collettivo, etico, c'è il marketing. Cioè è risaputo ad esempio, e guarda te lo dice una che ha lavorato negli Stati Uniti per delle aziende che facevano studi di marketing su questo, che ad esempio se si spingono le persone a essere single sia molto più alto il consumo dei beni primari, perché la tendenza nell'ambito familiare è molto più quella del risparmio rispetto a un single. Quindi tutto ciò che teorizza la cosiddetta singletudine e quindi anche, sai, magari anche le fluidità, perché no? E comunque porta, diciamo, a queste situazioni, porta un gran vantaggio per il consumo di certi beni. Ora, sono discorsi complessi, so benissimo che verrei criticata dagli amici di sinistra, amici no, diciamo dai competitor di sinistra, ma ti assicuro che io queste cose le ho viste con i miei occhi. Cioè spesso dietro queste ideologie c'è marketing, come del resto un po' c'è, dai, oggi vedevo la pubblicità di uno yogurt, non diciamo qual è. Ho visto la pubblicità di uno yogurt su una rete nazionale. Mh, E in questo yogurt ci sono due donne, lei torna a casa, bacia la compagna, tra l'altro una è diciamo due etnie diverse una dall'altra, hanno due bambine sedute al tavolo. Ecco,
pensiamo davvero che dietro questo spot non ci sia una volontà di marketing? Pensiamo davvero che questo yogurt voglia fare cultura nel paese o voglia pensare di destinare il suo prodotto a magari le coppie omosessuali, così strizzando l'occhiolino con questa pubblicità? Io magari sarò cinica e cattiva, però io ci vedo molto marketing. Indubbiamente. E ancora invece stiamo a fare la polemica per la pesca dell'Esselunga, dai. Esatto. Vabbè, Sì, ma sentiamo diciamo. cosa ne pensano i nostri ascoltatori, che cosa ne dici? Infatti 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 346 642 7756 se volete scriverci attraverso la zappa o il WhatsApp. Senti Laura, c'è una notizia di questa mattina, io non ho fatto a tempo a segnalartela ovviamente ieri, perché la signora Biagiarelli, è Certo. questa ristoratrice di Santo Stefano Lodigiano, Certo. che è stata ritrovata appunto morta nel fiume Lambro a Sant'Angelo Lodigiano, e mercoledì o giovedì ci sarà la sua autopsia. Ecco, questa signora era balzata diciamo all'onore della cronaca, perché in questo locale, la pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano, la signora aveva risposto a un avventore, il quale si era lamentato di essere andato a mangiare in pizzeria, di aver trovato un ragazzo diversamente abile e 2 omosessuali, e questo gli avrebbe guastato la cena e l'esperienza della pizza. Naturalmente dopo questa recensione sono cominciate tutte le polemiche. Ecco qua Lorenzo Biagiarelli, influencer che per primo ha esternato dubbi sull'autenticità della recensione del presunto cliente, respinge con forza le accuse di odio social e shitstorm, perché la signora Giovanna è stata trovata morta, c'è chi ha ipotizzato il suicidio perché non avrebbe retto alle critiche che le sono piovute addosso sui social. Tra quelli che hanno scritto di queste cose c'è anche Selvaggia Lucarelli, che dice che scrivere cose false è pericoloso, possono accadere tragedie e non si deve dare responsabilità a chi ristabilisce la verità. Ecco, io trovo che forse certi personaggi, anziché andare in giro per i social a fare i giustizieri, non sappiamo bene di che cosa, potrebbero anche ogni tanto avere la bontà di tacere o di occuparsi di cose molto più amene, perché se si dovesse trovare un biglietto magari lasciato da questa donna, se questa donna avesse deciso di uccidersi in seguito all'odio social scatenato da alcuni influencer / colleghi, beh, questo dovrebbe pesare, e anche molto, su chi ha costruito la sua popolarità grazie ai social, o mi sbaglio? No, assolutamente. Io ho ascoltato dei servizi e non per dichiarazione diretta, ma riportata dai giornalisti, parrebbe che amici della vittima, sì, perché comunque una vittima, ancorché se verrà provato il suicidio, e parenti abbiano detto si tratta di un suicidio a causa della superficialità di taluna stampa. Io poi stampa qua in senso generale, perché parliamo più che altro di rete. Io mi trovo d'accordo, nel senso, tenderei di dire che c'è una corresponsabilità diretta, però c'è un problema etico che secondo me tutti si devono porre. Allora, da quando c'è la rete, il codice etico dei giornalisti, diciamo così, è stato un po' dimenticato, no? La rete, in nome della libertà, è un po' veramente un liberi tutti, ognuno può scrivere quello che ritiene senza pensare alle conseguenze di quello che ritiene. Io non entro nel merito della veridicità o meno di quello che può essere stato riportato, mi rendo conto che probabilmente è stato anche sbagliato dare tutta quella visibilità, forse anche all'accadimento in sé, ancora prima di criticarlo, perché non tutti sono a caccia di ultravisibilità, forse questo viene
a total volta, però indubbiamente prima di massacrare una persona sulla rete o comunque di metterne in dubbio l'etica, sapendo poi di scatenare le cosiddette shitstorm, le persone dovrebbero pensarci, perché non tutti sono attrezzati. Io non voglio personalizzare, tantomeno in un momento così tragico, una cosa così grave, però diciamo che quando nel mio piccolo mi sono trovata al centro di una shitstorm, mi è capitato in qualche occasione, no? L'ultima, Sì. la famosa riffa, una precedente quando un noto giornalista pensò bene di farmi un tweet piuttosto aggressivo contro. Io ti assicuro che mi leggevo tutti i commenti, rispondevo a tutti i commenti e ti assicuro che pensavo, se io non avessi la struttura di un politico, di una cioè che sta, diciamo così, nell'arena da tantissimi anni, non fossi un avvocato e, diciamo la verità, non fossi anche di una certa età, perché comunque fossi stata più giovane probabilmente avrei avuto un crollo emotivo, io sarei crollata emotivamente. E infatti mentre agivo, diciamo, in controinformazione su questo, pensavo a tutte quelle ragazze giovani o a tutte quelle donne, quegli uomini che, non stando come me, come te, come altri, come quelli che fanno politica nel cosiddetto ambito pubblico e quindi che conosce le regole del gioco e che sa anche che deve essere così, che è attrezzato anche per il linciaggio, mettiamola così, il rischio è altissimo. Quindi secondo me questa tragedia, che poi vedremo come verrà valutata, perché noi non conosciamo i fatti, non sappiamo se effettivamente ci sia una connessione diretta, non sappiamo, adesso ci sarà la magistratura che farà i suoi accertamenti, ma comunque deve porre un tema etico a tutti, cioè è ammissibile che chiunque sulla rete possa scrivere massacrando un'altra persona, non che il giornalista sia maggiormente autorizzato, però ti faccio un esempio: quando recentemente un giornalista ha fatto su di me un articolo altamente diffamatorio, io ho chiamato la direttrice di questo giornale, che poi è un allegato a un famoso giornale milanese, e Sì. gli ho chiesto come fosse stato possibile, e anche se, diciamo così, non in maniera esplicita, la signora mi ha dovuto delle scuse. Poi lascia stare che io delle scuse non me ne faccio niente, però almeno ho saputo a chi rivolgermi, so esattamente chi è il giornalista o gli strumenti. In rete tu sì, effettivamente sai magari da chi parte l'attacco, però poi tutti questi enormi commenti, insulti, per lo più di persone che in modo molto diciamo pavido si nascondono dietro nickname, magari dietro ci sono addirittura 10 volte la stessa persona, ma tu non lo sai e ha un impatto emotivo e tu pensi che ci sia tantissima gente che ce l'ha con te. Ecco, possibile che questi non rispondano. Quindi torniamo anche a una riflessione sulla rete. Siamo certi che l'anonimato debba essere così garantito? Io personalmente no. Molti mi dicono ma se levi l'anonimato levi la bellezza della libertà della rete. Io non sono d'accordo. Cioè, se io per strada insulto una persona, giustamente posso essere perseguita. Non si capisce perché in rete non posso essere perseguita perché mi nascondo dietro un nickname. Non è che tutti hanno la forza di andare alla polizia postale e fare la denuncia e accertare chi sia la fonte. Quindi secondo me si deve trovare un metodo per cui tutto questo anonimato nella rete venisse eliminato. Su questo sono d'accordo con te. 30 secondi di pausa e aggiungiamo un'altra cosa. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. Sono l'avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro. Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da malasanità. Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di lei. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Eccoci alla seconda parte dell'altra metà della radio. La linea torna subito a Laura Ravetto e Antonino Danna. Grazie condottiero mio condottiero, mi sa che abbiamo perso Laura, quindi nel caso provo a richiamarla.
C'è poco da aggiungere a quanto detto sopra. La verità è che stare dietro alla tastiera convince qualcuno della libertà di dire qualsiasi cosa, cose che peraltro non avrebbe il coraggio di dire di persona personalmente per dirla alla Camilleri. Perché? Perché poi quando questi soggetti vengono portati davanti al magistrato per giustificarsi appunto. Eccola qua Laura, ci sei? Sì, 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 assolutamente. Ecco, stavo dicendo, no, l'altro problema, perché poi tanti non ricorrono alla denuncia e così via, per il semplice e banale motivo che poi questa gente, quando viene portata davanti al giudice, generalmente sono degli sfaticati, della gente che non ha niente da fare e di conseguenza è anche gente che davanti al magistrato dice: "Ah no, ma io mi scuso perché era un momento di rabbia, ho scritto quelle cose, ma in realtà non le pensavo nemmeno", eccetera, eccetera. Ecco, a me questa cosa di pugnalare le persone scrivendogli qualsiasi insulto, qualunque offesa, e poi davanti al gran pugno della legge, dire: "Ah no, ma, io chiedo scusa". Ma non è che siccome chiedi scusa tu te la cavi così. Non funziona così. Sì, assolutamente. A ciò aggiungi che quando quereli qualcuno, cioè quereli un giornalista, te lo dico per esperienza personale, per quanto sia stato o meno diffamatoria la cosa, molto spesso cioè perdi la speranza perché ti fissano. Ho subito diciamo un'azione diffamatoria importante quando sono passata in finalmente perché tu No, il telefono non ci aiuta però. Non arriva la telefonata. Vediamo un attimo, ora Laura, riesci a spostarti un attimo? In questo momento la tua voce arriva a tratti. Vabbè, però io ho 5 tasche, ragazzi. Ora ti sentiamo bene. Bene, stavo dicendo che quando tutti hanno anche il tempo di fare un'iniziativa giudiziaria e poi magari avere il monologo a procedere, è chiaro che secondo me queste cose dovrebbero essere fatte in via preventiva. Io ritengo per esempio che non vogliamo mettere l'obbligo di nome e perché sarebbe realizzabile, perché non sarebbe la fine della rete, almeno mettiamo la possibilità per cui ci sia un algoritmo che non si trovi. Cioè, ma non è possibile che io guarda, anche qui per esperienza personale, ma sai quante volte mi trovo un commento critico dopo una trasmissione televisiva, blocco il pirla di turno e in contemporanea vedo che vengono eliminati 15 commenti. Il che vuol dire che il pirla di turno è un font di qualcuno che probabilmente è diciamo una società organizzata, probabilmente pagata da qualcuno che ha interesse a così screditare persone che possono essere, non so, competitor, non lo so, o di partiti che magari non sono graditi e che sbattono in rete tutti questi commenti a raffica, però poi tu ne blocchi uno e scopri che magari 50 commenti erano generati con nomi diversi dalla non consentibile, secondo me non consentito. Certo, poco ma sicuro. Senti Laura, in questa ultima parte della trasmissione adesso andiamo un pochettino all'estero, visto che hai indicato gli Stati Uniti d'America. In America c'è un problema nelle prigioni. Il problema è che, quando si esce di prigione non si trova lavoro e a essere più colpite sono le donne, tra l'altro. E, lo stato di Washington in America ha deciso di lanciare un programma che dura 16 settimane, si chiama Trades Related Apprenticeship Coaching o TRAC, che sarebbe anche un po' un'assonanza con track col CK che vorrebbe dire binario,
ecco, per rimettere per strada, per rimettere sulla giusta strada le persone e soprattutto le donne che sono state in carcere e che non riescono a trovare né lavoro né tantomeno casa, perché quando cerchi un affitto in America ti chiedono anche le referenze. E qui si racconta questo problema. Pensate che il tasso di disoccupazione tra gli ex carcerati è del 27% più alto rispetto al tasso generale di disoccupazione che è stato registrato sia nella Grande Depressione che nella recessione del 2008. Quindi immaginate che razza di dramma. E il Seattle Times racconta la storia di questa ragazza trentenne, Brittany Wright, che uscita dal carcere col programma Track sta diventando un esperto muratore, lavora col cemento armato e col cemento armato sta costruendo un pezzo della metropolitana di Seattle. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo di questo Track è dare a chi partecipa le capacità base per diventare degli apprendisti. Dopodiché i sindacati li aiutano a trovare un posto di lavoro, possono fare 6.000 ore di addestramento pagato sul posto di lavoro, insomma uno stage, come diremmo noi, e poi possono naturalmente lavorare senza supervisione. Per esempio, questa ragazza, questa Brittany Wright, che lavora appunto a fare il muratore per costruire questo pezzo di metropolitana a Seattle, viene pagata $31 l'ora, cioè quasi 30 euro, quasi 30 euro all'ora. Provate a immaginare 240 euro al giorno. Io un posto di lavoro così a 240 euro al giorno me lo prenderei. Ma detto ciò, potremmo fare una cosa del genere anche in Italia per aiutare le ragazze che escono dal carcere? Sì, io penso che ci siano più che altro sono magari legate più a delle associazioni, perché io per esempio una la seguivo, la conoscevo, per cui aiutano effettivamente nell'ambito del carcere la situazione femminile. Devo dirti che sono d'accordo che possa toccare maggiormente il tema di considerazione, quindi magari negli Stati Uniti la cosa è un po' meno sotto controllo. Io penso che i nostri ministri, a cominciare da quello odierno, abbiano delle iniziative da questo punto di vista. Piuttosto mi fa venire in mente che forse bisognerebbe anche, visto che noi ci occupiamo di violenza di genere, anche magari trovare delle modalità di vicinanza anche alle donne in carcere che magari invece hanno subito queste situazioni nella loro vita o altro, potrebbero esserci dei percorsi anche di confronto. Questo potrebbe essere uno spunto. Sì, questo potrebbe essere sicuramente uno di questi spunti. 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 346 642 7756. Anche perché carcere per le donne molto spesso significa essere in carcere con i bambini, essere in carcere con dei figli piccoli. Non è una situazione facile e tra l'altro il sistema carcerario deve dare delle risposte. I tempi di ieri, oggi e domani di De Sica con Sofia Loren che faceva la tabaccaia di contrabbando e restava ogni volta incinta per non andare in galera, sono tempi ormai abbastanza lontani. No, mica tanto, perché come tu sai invece noi abbiamo visto questa situazione proprio a Milano. Sì, da ultimo, anche, credo fosse una zingara, non vorrei sbagliarmi. Sì, però anche grazie alla Lega è stato un po' invertito il trend, devo dire che si sono mossi anche molti magistrati, ma l'iniziativa è stata leghista, cioè quella di dire che naturalmente massima tutela per le donne, per i bambini che hanno delle madri in carcere, però non che la maternità, che poi diventa sfruttamento del bambino, serva per rimanere impuniti. Avevamo dei casi di Roma a Milano, borseggiatrici, che avevano accumulato 20 anni di condanna detentiva e non mettevano piede in una struttura detentiva da sempre, anche perché qua non si tratta di mettere le donne in carcere,
si tratta di metterle in strutture che sono predisposte a questo, ma che comunque sono strutture di punizione, perché altrimenti ti ricordi c'erano le interviste a queste felicissime rom che dicevano ma io me la rido perché tanto poi rimango incinta, con questi poveri bambini che poi sono costretti a essere portati in giro magari all'elemosina. Ecco, io lì dico sempre, mi raccomando, gli assistenti sociali. Io tutte le volte che vedo in stazione centrale questi bimbi piccoli utilizzati per elemosinare, mi chiedo, ma questi bambini dovrebbero essere allontanati, perché le madri, anche i padri che li sfruttano così, non dovrebbero poter averne la potestà. Questo è poco ma sicuro, anche perché usare i bambini come, permettimi l'espressione, scudi umani, in questo caso nei confronti del diritto, mi sembra veramente disgustoso. Servirsi sempre di una persona, in fondo di un debole, perché il bambino non conosce altro se non la volontà dei genitori, i quali anziché dirgli vai a scuola, creati un futuro, li mettono lì e gli dicono: e adesso chiedi l'elemosina, fai la faccia a strappalacrime. E qualcuno se ne dovrebbe pur sempre occupare, qualcuno dovrebbe offrire a questi ragazzi un futuro che sia ben diverso dall'andare a rubare e non fare niente. Sì, certo. E invece cambiando un po' argomento e parlando però Sì. sempre nell'ambito del diritto di parità, soprattutto delle donne, ricordiamo che è in corso il nostro federale della Lega, che si stanno discutendo le candidature. Penso che queste saranno proprio le europee delle donne, perché noi abbiamo moltissime donne forti della Lega che saranno candidate perché sono uscenti, e mi impressiona sempre notare che la Lega, che è sempre stata dipinta negli anni come quella che magari su questi temi era meno interessata di altri partiti, in realtà ha costruito dei profili femminili molto forti, e così pure questi profili ci saranno alle europee. Comunque ecco, adesso non so quando finirà l'incontro, però sicuramente oggi è un appuntamento fondamentale, no? C'è il segretario Matteo Salvini, i dirigenti che stanno discutendo di questo tema. Sappiamo che la legge del Parlamento europeo porta la necessità di uomo-donna sulle preferenze, però comunque parliamo di un ambito dove effettivamente c'è una sfida diretta, una sfida al consenso diretto, devi conquistarti le preferenze. Ha portato tante donne al Parlamento europeo e tante risultano oggi candidate forti su una competizione così, diciamo, meritocratica come quella della scelta diretta dell'elettore. Credo che sia un punto preferito per il partito. Sicuramente. Comunque è in corso appunto il federale, e in particolare Matteo Salvini ha dichiarato nel corso di questo federale: il gruppo ID oggi conta una 60ina di parlamentari, ma secondo i sondaggi possiamo arrivare almeno a 100. Il centrodestra unito è un valore in Italia e non solo, per noi la compattezza è fondamentale anche in Europa. Chi divide, magari dicendo no a Marine Le Pen, fa il gioco della sinistra, ha aggiunto Salvini, che poi è tornato a esprimere soddisfazione perché la Lega aumenta i tesserati, ma crescono anche le sedi fisiche aperte e gli amministratori iscritti. Ecco, questo è un comunicato, una nota della Lega che è stata battuta poco fa. Insomma, diciamo che le prospettive sembrano positive. Sì, e soprattutto qua questo appuntamento europeo c'è la grande occasione, che diventa un dovere per Matteo Salvini, nella convinzione di Matteo Salvini, e noi riteniamo dovrebbe esserlo per tutto il centrodestra, di portare in Europa il governo che abbiamo in Italia, cioè di creare una maggioranza di centrodestra che non comporti un'alleanza con la sinistra, ma questo non solo, diciamo, per questioni di credo politico, ma anche per questioni concrete. Cioè, se non vogliamo distruggere il mercato dei motori tradizionali, se non vogliamo parlare più di cibo sintetico, se vogliamo insomma portare avanti le nostre battaglie, se non vogliamo più che venga pubblicizzato il velo, dobbiamo evitare di avere accordi con i socialisti, e questo è un monito che Matteo Salvini ha mandato chiaramente anche ovviamente agli alleati.
ha detto chiaramente tra Le Pen e Macron, insomma, come non preferire la Le Pen. Quindi ecco, noi abbiamo questa grande opportunità, questa sfida, e sicuramente chi voterà Lega sa che voterà un partito che mai farà alleanze con i socialisti, cioè con la sinistra in Europa. I nostri deputati europei, quelli che verranno eletti, saranno tutti deputati che certamente non faranno inciuci con la sinistra. Ecco, che mi sembra una presa di posizione molto chiara, anche perché ora quest'ultima uscita di proibire la circolazione delle vetture costruite prima del 2016, ma che cosa volete dalla nostra vita? Ci sono persone che non si possono permettere l'acquisto di un ultimo modello, né tantomeno dell'auto elettrica. Lasciate in pace la gente. Sì, Molto assolutamente. semplicemente. E soprattutto lasciate in pace il ceto medio, perché poi tutte queste politiche sono politiche che cominciano sulle elite, diciamo, ma sul ceto medio, che combinazione è poi quello che tira avanti la carretta e che dovremmo tutelare più di tutti. Ma non ci sono WhatsApp, telefonate, oggi ci abbandonano? Oggi ci hanno abbandonati, mi dispiace, ma oggi nessuno telefona e nessuno ha scritto, ahimè. Oggi si vede che i nostri ascoltatori preferiscono ascoltare e basta. Questa è la cosa, è il succo di questo silenzio. Carnelli, abbiamo novità? È arrivato adesso un WhatsApp, però è su Flexman. E chi è? Ah, no, chi è Flexman? Scusami. È quello che abbatte gli autovelox. Vabbè, quello è un eroe, che cosa c'entra? Ma perché io sono un no limit, sono contrario al limite di velocità, ci mancherebbe. Ma quella è un'altra storia, però, insomma, io poi non lo dico, è meglio che non dica quanto sono solito viaggiare, perché sennò Laura mi tira le orecchie, quindi lasciamo stare. Ecco. Laura, ahimè, come vedi, qui c'è qualcuno che esalta, che abbatte gli autovelox. Te come la vedi? Abbiamo Pronto? perso anche... Vi ho abbandonato anch'io. Ma come mai questo? È la prima puntata? Cioè, o sono ancora tutti, diciamo, rilassati dalle vacanze, o non siamo stati abbastanza provocatori. Neanche una zappa? È arrivata solo questa zappa a favore di Flexman, l'uomo che in Veneto abbatte gli autovelox. Ah, fantastico. Beh, insomma, noi non possiamo proprio tifare, perché comunque rimane un atto, diciamo, vandalico, però ecco, molto simbolico. Effettivamente è giusta questa battaglia, diciamo, che non farei tranciandoli, ma è una battaglia che va fatta anche a livello parlamentare e su cui, come sai, siamo impegnati, per cui gli autovelox non vengano utilizzati dai sindaci per fare cassa per le proprie, diciamo, compensazioni di bilancio, ecco. Per fare Sì, la appunto. sicurezza sulle strade, ma non per finanziare le esigenze dei comuni. Esatto, io ho appena finito di pagare una cartella da 280 €, proprio Ecco. grazie a un comune che aveva pensato bene di mettere l'autovelox, perché evidentemente devono farsi la fontana in piazza, che se la facciano col marmo di Carrara. C'è un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: "Sono in ascolto e condivido tutto, non ho nulla da obiettare, va bene così". Ecco, allora forse vedi, dobbiamo diventare più cattivi. Una La telefonata in prossima onda. puntata... Abbiamo la telefonata. Pronto, chi è là? Ecco. Ciao Tonino, sono Ferdinando, telefono dalla provincia di Verona. Provo a essere Là. cattivo, dai. Grazie, meno male, ci sentivamo soli. Ecco, allora indipendentemente dal fatto che, come parlate voi, il discorso dei leoni a tastiera, vabbè, vi do anche ragione, però io vi pongo sul piatto del bilancio un quesito. Ma noi cittadini cosa dovremmo fare dal momento che una legge Fornero ti uccide e non hai la possibilità di replicare? Un Fedez, una Ferragni che fanno pubblicità occulte, fanno milionate a palate e ingannano i propri cittadini, anzi ingannano proprio i ragazzi che sono malati oncologici. Cosa facciamo di tutte queste genti che si approfittano del web arricchendosi
e però noi non abbiamo nessuna possibilità di intervenire e magari anche in maniera energica. Tu sei il tifoso di quelli che distruggono gli autobus, concordo pienamente, perché però capisci, si fa sciopero, c'è il tracettamento. Ormai siamo arrivati a un punto che qualsiasi cosa si voglia intervenire anche drasticamente, perché io ti lo dico, se io avessi tra le mani una Fornero, io me la strozzerei e la firmerei nome e cognome. Calma, No, non si strozza nessuno, ragazzi, no, vabbè, per ma favore. No, esatto, in questo programma poi facciamo proprio attenzione a evitare che qualunque violenza venga esternata, anche verbale, quindi anche così, giusto per dirla, questa cosa non si dice. Poi posso capire tutto il disappunto sulle iniziative politiche che sono state prese in passato dalla Fornero, a cui grazie alla Lega c'è stata una marcia indietro perché la Fornero non è ritornata, però ecco, certe espressioni sì, le evitiamo. Però guardi, io credo che invece i cittadini abbiano una grande arma, a premesso che non possiamo dire che Fedez e la Ferragni siano dei truffatori, perché questo noi non possiamo permetterci di dirlo, ci saranno delle indagini in merito e c'è, come ha detto anche Matteo Salvini, anche un po' ridicolo che adesso si sia parlato esclusivamente del Pandoro della Ferragni come se fosse il problema e la Ferragni fosse, diciamo, la causa di tutti i mali. Ma al netto di questo ce l'abbiamo invece questa possibilità, perché il tema secondo me non sono le Ferragni, sono i 60 milioni di follower che le seguono. Cioè, voglio dire, la rete, gli influencer, il consenso, si basa tutto sulla forza di chi li segue. Cioè, allora, poniamoci un altro quesito, ma come mai si dà tanto credito a delle persone che fanno vedere come gli stanno delle magliette e delle borsette? Secondo me non è normale. Cioè, poniamoci questo come tema anche sui nostri ragazzi. Io per esempio ti dico anche qui, nel mio piccolo, quando Clarissa impazzisce non li citiamo perché non vorrei neanche che sembrasse un'offesa, sono pure bravi, però due ragazzi, ragazzo e ragazza, sarà facile individuare chi sono, che fanno questi spettacoli per bambini sulla rete, no? Ma Clarissa impazzisce per loro, vuole andare a vedere gli spettacoli, vuole comprare i libri, vuole vedere sempre questi video. A un certo punto mi dice, perché sono i miei amici, ho detto, Clarissa, a me sta bene che tu li segua, ma sappi che non sono amici tuoi, loro lo fanno per guadagnare, apri gli occhi. Non sono di famiglia, non sono persone che ha a cuore te, vuole venderti dei prodotti, cioè loro stessi. Apriamo gli occhi, cioè se non ti piace come si comporta un'azienda a livello di marketing o per come costruisce i prodotti, perché magari li fa fare, che dico io, in Cina, hai il grande potere di smettere di comprare il prodotto. Lo stesso vale per gli influencer. Se non ti piace come si pongono, hai un gran potere, smetti di seguirli. Quindi non è vero che i cittadini non possono fare, come se possono fare. Laura, sono arrivate 3 zappe in fila, una dietro l'altra. Vedi che nel finale c'è stato il colpo d'ala. Nel finale, negli Allora, ultimi 6 Giuliano minuti. da Torino ti saluta, brava Laura, basta con queste Grazie. eurofollie sciagure. Ancora, Silvio e Carla dalle Nevi dei Monti, viva Laura, basso la von der Leyen. E poi c'è un anonimo estensore Queste o me le sono un'anonima chiamate. che Queste me ti le sono chiede: chiamate. Laura, ti proprio, candidi per le europee? No, guarda, io faccio tutto quello che dice e dirà il segretario, però non credo che abbiano dei programmi su di me in tal senso, anche perché, come dicevo prima, noi abbiamo delle valide candidate. Poi io, come sempre, figurati, quel che dice il segretario faccio. D'altronde un partito si regge su questo, sulla disciplina interna, se no non è più un partito, è un Certo, casino e come assolutamente. tale non otterrà nessun risultato. E Gli esempi in attenzione, politica non mancano. disciplina basata su un criterio importante, cioè chi è che porta il maggior consenso? Il segretario. Ecco, quindi anche questo è il bello dei partiti quando sono basati su regole democratiche. Insomma, non è che uno ubbidisce solo per la bellezza di ubbidire, ma perché sa che ha certi ruoli, certi posti ed è in certi contesti, grazie al mazzo, diciamocelo, che il nostro segretario si fa sia come ministro, sia come vice premier, sia girando sempre tutta Italia in ogni campagna elettorale, comprese le ultime politiche. Ecco. E con questo l'orologio ci ha raggiunto e dobbiamo chiudere, cara Laura. Prossima Io non ho settimana capito ci se ci sarà vediamo di Semmi. nuovo io e te lunedì prossimo. Ma lunedì prossimo c'è Semmi. Vabbè, allora tra 2 settimane io e te.
Merci beaucoup, madame. Attenderò questo mio momento. Questo appuntamento. Bene, grazie a tutti Volentieri. e grazie anche degli ultimi WhatsApp e delle chiamate. Grazie davvero. Grazie a te. Allora, noi chiudiamo qui, ci salutiamo con una bella canzone di Vasco Rossi, La Compagnia Live 2007. E che dire di più? Niente, che vi ringrazio. Con me appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna con Laura Ravetto. Buonasera. Avete ascoltato l'altra metà della radio.